Tessa Gelisio, conduttrice di Pianeta Mare Cotto e Mangiato, è stata ospite della rassegna Pordenone Pensa domenica scorsa nella Sala Roma del municipio di Valvasone. Bella, brava e simpatica, ha risposto con disponibilità e ragionevolezza alle domande rivoltegli dalla giornalista Paola Dalle Mole e anche a quelle di un pubblico numeroso, interessato e partecipe. Il titolo dell'incontro era Ecocentrica, ispirato all'omonimo libro Giunti Editore. Ma essere ecocentrici vuol dire fondamentalmente cercare di capire che cosa c'è dietro ogni comportamento, ogni prodotto, ogni servizio, quindi cercare di trovare la soluzione migliore per l'ambiente e per se stessi. Essere ecocentrici non vuol dire tornare a vivere nelle grotte, perché ai miei è impensabile, nessuno ha impatto zero, però tutti possiamo fare qualcosa per ridurre il nostro impatto ambientale, dal tipo di alimentazione, quindi prodotti di stagione, prodotti italiani, possibilmente a chilometro zero, anche se io considero il chilometro Italia come chilometro zero, prodotti biologici, prodotti ecosolidali, ridurre i derivati animali, poi le pulizie per la casa. Io uso pochissimi prodotti che sono bicarbonato, acqua, aceto e limone per pulire tutta la casa, insomma ci sono tante cose, tante sottigliezze che ci permettono di ridurre il nostro impatto ambientale senza però ridurre la qualità della nostra vita, altrimenti in pochi sarebbero ecocentrici. Oggi per fortuna però, grazie alle tecnologie, ai nuovi prodotti, ai nuovi servizi, è possibile essere ecologici, risparmiare e aumentare il proprio benessere. Molto fashion, con occhiali in plastica e bracciali in argento rigorosamente riciclati e una borsa confezionata con tappi di lattine, anch'esse riutilizzati, Tessa ha poi visitato e apprezzato il borgo medievale. Programma integrale su www.pordenonepensa.it.